Allora, siamo ritornati insieme sempre con Nicola Rossi, un po' la curiosità era anche se ci sono degli artisti, restando sempre il discorso di Arte Padova, quindi uno può conoscere in carne ed ossa anche diversi artisti con i loro piccoli stand, no? Sono 600 mi diceva. Sì, sono circa 600-700 giovani artisti presenti nella sezione apposita che dà spazio ai giovani. E quindi è un trampolino di lancio a questo punto? È un trampolino di lancio, sì, ogni anno genera 15-20 artisti che io dico... Ogni anno più o meno ogni anno ne genera un 15-20 che poi vanno a giocare, io dico, in Serie A. Hai capito? E poi dalla Serie A magari si va in Champions League, no? Qual è la città, l'area del territorio nazionale che dà più soddisfazioni, dove c'è una risposta più importante per questa cosa, che c'è più interesse? Allora, l'area, chiaramente la Lombardia, quello sicuro, l'area importante è la Lombardia, e poi il Veneto. Ah, dai. Questi sono, e la Liguria, queste sono le aree interessanti dove c'è un interesse forte. Invece l'antiquariato, che è un'altra cosa, sempre per appassionati, sempre anche come investimento, lì invece è una passione perché a volte si comprano complementi d'arredo o arredo vero e proprio perché si amano quei mobili, si vuole abbellire la propria abitazione, arricchirla, no? Oltre che l'investimento in sé per sé. Certo, oltre all'investimento c'è poi l'uso del mobile, se vogliamo. Anziché avere, come si dice sempre, un mobiletto Ikea, ti porti a casa un pezzo d'antiquariato che indubbiamente è piacevole da avere in casa, indubbiamente conserva il suo valore. Poi è un pezzo di storia. E lì, anche lì, chi sono gli espositori, come si fa a cercarli, a trovarli? Sono antiquari. Sono gli antiquari, che portano i loro pezzi. Che portano i loro pezzi e espongono il meglio che hanno, diciamo, raccolto. Ma vedere l'autenticità dei prezzi, chi la certifica? Allora, nel campo antiquariale io dico sempre l'autenticità intanto è data da chi ti vende. Cosa vuol dire? Vuol dire che un antiquario sono delle realtà diverse. Un conto è l'antiquario, un conto è, come dire, il restauratore. Insomma, ci sono varie... No, anche, oddio, ci sono dei restauratori molto, molto, come dire, di livello alto, per cui anche venduto ha una valenza decisamente anche più importante. Però ci sono livelli diversi, vedi i mercati, vedi insomma tutta una serie di posti dove si può comprare. Il fatto di comprare da un antiquario storico che esiste da decenni, è già una garanzia. Poi qualcosina bisogna anche capire di antiquariato, se vogliamo. Non è da tutti, capisco. Ecco perché è importante comprare dall'antiquario storico, un antiquario che ha 20-30 anni di attività sulle spalle. È praticamente impossibile, molto difficile che abbia subito abbia comprato un pezzo non buono e quindi a sua volta lo rivende. È statisticamente poco probabile. È il titolo che non è una provocazione, spera che sia un auspicio, insomma, soprattutto per quel che riguarda le fiere. Subiscono la concorrenza dell'online, quindi delle vendite attraverso il web, proprio vista la particolarità di quel che si vende, oppure sì o no? No, allora, la prova provata, diciamo così, che l'online nel campo antiquariale, ma anche nel campo dell'arte, non funziona, l'ha dato il lockdown. Durante il lockdown molti si sono lanciati sulle aste online, si sono lanciati sulla vendita online, ma i risultati non sono stati, anche delle fiere, hanno sperimentato delle fiere virtuali. Sì, mi ricordo. Il risultato non è stato paragonabile a quello che è una fiera fisica. Perché cos'è la gratificazione anche del vedere, il toccare con mano, la fisicità proprio? Allora, nel campo dell'antiquariato senti quasi il profumo
no? Dell'antico, ma soprattutto lo tocchi, lo vedi, è diverso il rapporto di un video, è molto complesso comprare da un video, almeno certi prodotti, ma anche un quadro, anche un olio, anche una tela. I colori stessi. Vedi l'emozione che ti può dare, certo. Molto spesso si compra anche per emozione, per impulso. Sì, sì, è vero. È diverso. Tu puoi avere il miglior video, ma non è la stessa cosa. Per fortuna, dico io, sì, visto che organizzo fiere. Esatto. Adesso da poco, insomma, da qualche mese è anche presidente di Padova Hall, che sarebbe la fiera di Padova sostanzialmente. Un bel carico, perché poi la fiera di Padova si è parlato in un modo o nell'altro. Adesso anche in regione si parla di darci una rinnovata, di potenziarla, che riprenda dei mercati che le sono sfuggiti nel frattempo. Di dare nuova linfa alla fiera. Il centro congressi fa già il suo gioco, insomma sembra che vada bene, no, per il momento. Ma direi che col nuovo piano industriale che è stato elaborato recentemente si avvia a una, come dire, a una nuova fase dove l'innovazione è fulcrale. Cosa vuol dire questo? Se pensiamo al centro congressi, guarda, basta pensare, uno degli ultimi congressi fatti, il centro congressi è stato inaugurato a metà aprile di quest'anno, ha ospitato già importanti congressi, tra i quali uno dedicato all'intelligenza artificiale. Sono venuti da tutto il mondo. Mancavano solo una parte di cinesi perché quell'area era in lockdown, perché in quella zona hanno trovato alcuni casi positivi e reagiscono immediatamente con chiusura, per cui mancava solo quell'area, però sono venuti da tutto il mondo. Ed è un'utenza, un pubblico, che non è che arriva la mattina e torna a casa la sera, resta, vive nella città, per cui spende in città. Quindi la ricaduta economica che i congressisti danno sul territorio è una ricaduta molto importante. Le stime parlano di 300-350 euro al giorno a testa, però in realtà possono essere anche molto maggiori. Basta pensare ai congressi medici. Ospiteremo degli importanti congressi medici il prossimo anno. Sono previsti nei prossimi anni congressi di levatura internazionale. Sicuramente un pubblico interessante. Teniamo presente che i congressi cominciano, non so, alle 9:30 di mattina, ma finiscono alle 17, alle 18. Per cui i congressisti è chiaro che vivono la città, il centro storico, le attività commerciali, le attività di distribuzione, le attività di ristorazione, soprattutto i bar, i ristoranti. Ecco perché dico, la funzione di un centro congressi è importantissima. Poi abbiamo tanti altri progetti, fiere nuove, abbiamo fiere progetti, nuove, infatti. Sì, prevediamo circa 16 fiere nuove, c'è circa 16 nell'arco di 5 anni. Ci sarà una cosa innovativa che è un fiore all'occhiello, la prima arena e-sport, importantissima. Sport ormai sta diventando una disciplina olimpica, sì. Per cui il padiglione 6 molto probabilmente riusciremo a convertirlo in un'area di sport. Non solo, innovazione, l'università che entra in maniera come dire, importante all'interno con la facoltà di ingegneria. L'ex padiglione 2 che è stato abbattuto, ora sorgerà l'area dedicata a ingegneria. Se poi pensiamo al Lab dell'innovazione, se pensiamo al Compact Center, al Competence Center, se pensiamo, siamo poi tra l'altro, la Fiera di Padova è proprio nell'area fulcrale della Smart City padovana, per cui la forte vocazione all'innovazione c'è tutta. Poi abbiamo altri progetti, un padiglione verrà utilizzato per soddisfare le esigenze, fra virgolette, alimentari
degli studenti, si prevede una circolazione di circa 4.000 studenti al giorno, e dei congressisti stessi. Quindi ristorazione, Ristorazione, certamente, ci sarà un'area identificata nel padiglione 15, ci sarà un'altra area al 14 di coworking destinata alle aziende. Ma è ipotizzabile, adesso non so come funzioni o meno, che sotto la stazione di Milano c'è questo hub della gastronomia di alto livello, no? Ad esempio hanno fatto il mercato, sì. Quindi una cosa del genere, accessibile anche dall'esterno naturalmente. Che è accessibile anche dall'esterno, sì, anche Padova, anche la fiera sarà accessibile dall'esterno, però tu hai già 4.000 studenti, hai i congressisti, credo che sarà accessibile dall'esterno da tutti, ma chiaramente è un'area con una vocazione fortemente di risposta alle esigenze dei congressisti e degli studenti. Quindi si crea un nuovo centro, si sposta un po' l'attività? No, non è che si crea un nuovo centro, perché il centro rimane, diciamo che è una nuova piazza della città. Questo è interessante, questo dà comunque lustro e rientra un po' nella progettualità del Consiglio, tirata fuori dal Consiglio regionale del Veneto, no? Di cercare di valorizzare anche la fiera di Padova, rilanciandola e riportando quello che nel frattempo si era perso. Ma pensate che nei prossimi anni investiremo 2 milioni in infrastrutture tecnologiche. Stiamo già cominciando, tra l'altro, a un primo approccio all'autosufficienza, che chiaramente non è possibile nell'arco a breve, però il padiglione 5 sarà ricoperto da sistemi di pannelli solari. Questo è un altro aspetto che diventa determinante. Il centro congressi lo è già in parte e verrà completato. Quindi anche per vendere energia, produrla per automantenersi. Intanto produciamo per i nostri fabbisogni. Certo, che già questo è già importante. Con quello che sta succedendo sul fronte energetico, direi che è già buona cosa. È già buona cosa e un aiuto. Ha dato il là quello che è il prossimo tema, che lo affronteremo nei minuti dopo la pubblicità. Vediamo anche il settore del commercio, come sta andando in città, tra poco.